Bella raga, ciao a tutti dal commentore veneziano. Ritorno del terzo turno di Coppa Italia dopo lo 0-0 del Barbera. Il Palermo tenta l'impresa con un pareggio con gol. Passiamo noi. Vai ragazzi. Lo Juventus Stadium è tutto esaurito comunque. Tutti i cori pro Juve. Sarebbe bello buttare fuori la Juventus. No, espulsione. Ma dai. Ma dai, espulsione. Poi veramente, non ho parole. Seconda stagione comendiana è molto molto positiva. Comunque attenzione, però qua c'è il buco, il Mora. Attenzione Morata, sbaglia qua Darmian. Gol della Juve. Dormita scandalosa. Dormita scandalosa. E chiaramente Morata punisce. Darmian ha proprio fatto un errore non da darmi. Ma no. Bravissimo. Kane. Kane al volo. Che gol no. Non ci credo. Non ci credo. Come in campionato agli ultimi minuti rischio di fare gol e non lo faccio. Ma quanta sfiga ho con la Juve. Ma puttana troia, offensivi. Tanto non c'è nulla da difendere. Che mi stava regalando il gol della vita. Non ci credo, non ci credo. L'ho vista dentro, l'ho vista dentro. Andre Olli. Vai Andre. Vai Andre. Vai Vasquez, ti prego Vasquez. Tutto in piedi lo Juventus Stadium. Tutto in piedi. E c'è il gol di Belotti! Silenzio, porco, gol di Belotti! Gol di Belotti! Pogba, a fare in culo! Gol di Belotti! Calma. Relax. Relax. Stiamo calmi, cosa ho fatto all'ultimo secondo? Non ci credo, in 10. L'impresa, Vasquez. Vasquez, Vasquez. Mamma mia che impresa. Fischia, porco, fischia. 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 No, ancora la fischia. E ammonito, via. Tutto il mondo ammonito. Ma è già scaduto da non so quanto. Ma dai, da 1 minuto e 1 quarto. Vaffanculo. Sì, si va a vincere. Yes. Cosa ho fatto? Ragazzi, Dopo l'impresa, che spero che impresa, andiamo contro il Chievo, stiamo giocando veramente un calcio incredibile, non so, veramente non ho parole per descrivere questa stagione, Fiori, è una roba devastante. Che altro dire, Fiori? Sono un po' incazzato però perché per 2 no, neanche 1 milione di euro non riesco a prendere Werner. Grande Timo, vabbè. Vediamo se riusciamo a vendere qualcuno perché Timo è forte, Fiori. Cerchiamo di confermare il tutto anche contro il Chiavo Verona. È una domenica bestiale. Dai ragazzi, dominiamo il mondo. 8. Blowjob come blowjob. Poi sveglia. Tigedic. Tigedic. Dybala. Ma no! Oddio, no, anche il gol beffardo. Ma è finita purtroppo. Vabbè. È andata male. 0-0 brutto questo, visto? Un 0-0 che mi stava proprio sul cazzo. Oddio, Pelissino, la fi... Bravo Glick. Ma guarda che roba, guarda che culo. Mamma mia. Bruttissima sta partita. Raga, ancora partita casalinga, siamo secondi comunque ancora fortunatamente a 1 punto dal Napoli. La Juve se ne sta andando, chiaramente ma chi se ne fotte. E in casa con la Samp. E Glick fa il numero. Vediamo se riesco a portare a casa Timo, ragazzi, lo voglio, Werner. A costo di sacrificare Belotti, comunque è un buon giocatore, però. No! No, 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 no. Cosa è successo? Un'esplosione mai vista? No, va là, silenzio.
Il cupolotto è tornato, ragazzi. Il cupolotto è tornato. Ero tranquillissimo, stavo pensando a cosa fare, le strategie di gioco, perché vedo una partita un po' bloccata. Attenzione a qua. Non deve passare la Vino, però, non deve passare la Vino, meno male. Attenzione ancora acqua, qua. Soriano, gol. Bravi. Bravi, bello, bello. Complimenti. Che furto, mamma mia, che furto. Comincia male sto ritorno. Il cupolotto è tornato. Il cupolotto è tornato. Che schifo, però. Che merda, però. Attenzione, Belotti. Belotti! Ora non mi esprimo perché mi gira il cazzo. 4 tiri a 1. Vincono loro con l'uomo in più. Ho detto che io per carità le scivolate me le posso anche risparmiare. Però sono fondamentali a mio parere per recuperare palle in sto gioco. Ai ai ai. Però non è l'espulsione mai, mi dispiace. Mi dispiace. Il gioco aggressivo va premiato, non stiamo giocando a pallamano con tutto il rispetto. La mela. Belotti. Vai. No! Seconda frazione. Ho fatto qualche cambio. Ho attaccato tanti giocatori chiavi, Gioachin fuori forma, la mela fuori forma, però, ripeto, non merito di perdere assolutamente. Vabbè, stiamo calmi. Ho tutto il tempo del mondo anche per vincere, se voglio. Attenzione però Soriano. 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 Muriel. Graziati qua. Glick. Sì, no, Glick, i nostri giocatori sono quelli rosa, grazie. E il K. Erdiba. Erdiba fa un numero d'alta scuola. Perché in Dai Uragano risvegliati che 9 gol secondo in classifica capocannonieri davanti solo l'Oriente. Mi sembra, no? O Tevez, non mi ricordo, vabbè. Non è importante. Fuchs. Dai Fuchs, no, non ci siamo proprio, comunque. Dopo la vittoria con la il passaggio del turno con la Juve forse c'è un po' gasato, eh? Kane. Dybala. Dybala, sì, vabbè, da là. Mamma mia, cosa stava... Mamma mia, per poco entrava. Veneziano è una bestia in panchina, sembra è un misto tra Triple H e Suor Paola. Questo è il mix cubendiano, bello soprattutto. Vai. Dybala. Dybala, ma no, fallo. Fallo, ma dai, proprio ragazzi, la rapina è arrivata, eh. Cupolotto è tornato, e to... espulso con diffida per 32 anni. Madonna, guarda, c'è. Non so cosa dire, offensivo. In tutti i sensi, proprio offensivo. Vai, almeno il pareggio. Inizia male questo girone di ritorno. Sto pagando un girone ad andata stupendo, non lo so, so solo che non va bene. Non è un gran momento per noi. Squadra anche stanca. Bravo Fuchs. E no, mamma mia, tutti i passaggi stiamo sbagliando, dai rulli. Bravo. Rinvio del porco. A qua. Attenzione, corre molto Correa. Attenzione a Correa. Roba nostra, Eric Lamela. Cazzo, la Sampdoria è 12esima, in casa un punto tra Sampdoria e Chievo, proprio non me lo aspettavo. Però questo è il bello del calcio, E il corre. Attenzione Muriel, 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 Muriel. Bellissimo. 2-0, pazienza. Dybala, adesso veramente dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo. Fallo, adesso me lo dà. Fanculo. Neanche, beh, chiaramente né ammonito né niente, perché è giusto così. La mela. No. No.
Attenzione. Molto bene. No, che cazzo fa? E to. Bravo portiere, sto bravo qua, però è chiaro che insomma la sì. Dai, almeno il cuore c'è, Obiang. Ancora il portierone. Vabbè, figlio, d'altronde cosa potevamo fare? Non avevamo molte possibilità. Qua è uscita un po' curiosa. Gol. Il Barbera è un po' infuriato. 3-0 sto perdendo, mamma mia. Doveva arrivare la super sconfitta di Bara, vabbè, ormai. Finisce qua, ragazzi. Purtroppo finisce male il video, però l'impresa con la Juve è ancora una cosa devastante. Ci riprenderemo, dai. No, no problem, no paura. Vediamo la classifica. Se Napoli ha perso sarebbe bello. Così rimaniamo secondi. Ma non penso. Adesso vedi 3-1 contro il Napoli. 2-0 ha vinto, sì. Sprofondiamo al terzo posto. Vabbè, raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao!